ritornati da Sardostinato. Uè, questa volta non si parlerà della mia gamba rotta, ma bensì di un fatto molto più inquietante, e quale potrà mai essere, ovvero di come ancora una volta i clienti che ti cercano fanno di tutto per «Ehi, me lo fai gratis?» Ebbene, vediamo di capire che cosa è successo. Mentre sono a letto, beato e tranquillo, all'improvviso dal mio cellulare mi esce una notifica. Un cliente sta cercando proprio te. Vuole un fotografo commerciale. Vuole un fotografo che gli faccia le fotografie alle case. Vuole te. Va bene, io ci sono. Ovviamente il vostro proderoe gli risponde, anche se ha la gamba rotta. Perché? Ma perché è un potenziale cliente! Vai! Ok, ci siamo. Lui mi risponde, io gli rispondo. Io gli dico a che prezzo mi vendo. Lui mi risponde a che prezzo lui vuole che io mi venda. Ovvero, il cliente di un'agenzia immobiliare importante fuori Milano cosa mi chiede? Ehi, tu costi troppo, lo sai. Il vecchio fotografo mi faceva le stesse foto per 25-30 euro. Ok, praticamente il furbacchione mi sta chiedendo un fotografo che costi ancora di meno. Ma secondo voi io posso aver accettato una richiesta simile? Gli do un altro prezzo, però alla fine non mi risponde. Voi pensate che nel frattempo che sono bloccato con la gamba rotta, una mia amica mi sta aiutando andando a fare lei delle fotografie per conto mio. Bene, ultimamente ho detto ai miei clienti: ehi ragazzi, posso venire? Dareste una mano a pagare alla mia amica la benzina per raggiungervi? La loro risposta è stata molto semplice. Ovviamente non sono tutti così. Certamente la cosa non mi ha fatto per nulla piacere. Oltremodo, lei non è neppure una professionista per le fotografie di interni, eppure se l'è cavata bene. Ora, il problema è che comunque sia l'imbecille, il pirla, colui che farà le fotografie anche a gratis pur di fare esperienza, li trovano sempre. E voi vi trovate con tanta attrezzatura, tanta esperienza, ma poi siete lì a fotografare le farfalline. Ehi, un attimo, non ci sono più le farfalline di una volta. Allora si fotografano i tram. Ehi, un attimo, cosa c'è ancora? Sono tante le persone che fotografano i tram. Mannaggia la miseria. Fotografiamo i poveracci. Ehi, un attimo. Dio, cosa c'è ancora? Sei anche tu un poveraccio. Azzo. È vero. Beh, non è tutto così nel mondo della fotografia. Ci sono persone che comunque se la cavano piuttosto bene, ma hanno un segreto, hanno un secondo lavoro. Sì, puoi fare il fotografo, ma devi avere anche un altro lavoro, perché oggi come oggi, con gli esempi molto semplici che vi ho fatto, è diventato molto complicato, molto difficile riuscire a campare e ad andare avanti con gente che ti chiede 20 euro per fare delle fotografie. Un lavoro da rivista. Ma non importa, perché l'importante è che loro riescono a fartelo fare a gratis. C'è una morale in questa favola? No, la soluzione? Convertitelo al lato oscuro. Oltre a quella che vi ho citato prima, fate un po' gli stronzi. Vediamo cosa succede. Siete veramente cattivi e soprattutto, se incontrate una persona che fa il vostro lavoro gratuitamente, sputateli. Che quello che lui sta facendo toglie il pane di bocca ad altre persone, e quando lui inizierà a chiedergli «Ehi, puoi incominciare a darmi qualche soldo?» ti sei fregato con le tue mani. Punto. Bene, spero che vi sia stato utile e da parte mia e della mia gamba grazie per avermi ascoltato. E ricordatevi, commentate, mettete un like o iscrivetevi al mio canale. Alla prossima!